Le prime bombe caddero su Cagliari ad appena 6 giorni dalla dichiarazione di guerra. Alcuni aerei francesi colpirono il 16 giugno del 1940 la zona di Bonaria. Soltanto una centrò una casa davanti alla basilica, abbattendone la terrazza. La Sardegna svolgeva nel conflitto un ruolo importante perché, essendo il suolo nazionale più vicino a Gibilterra, poteva inviare ricognitori fino all'altezza delle Baleari per avvistare e tallonare i convogli scortati da corazzate e portaerei che rifornivano Malta e le truppe inglesi in Libia, dove combattevano contro di noi. Dalla Sardegna partivano centinaia di aerei che scaricavano bombe e siluri contro la flotta britannica lungo quello che si chiamavano il corridoio della morte, tra la costa nordafricana, la Sardegna e la Sicilia. Malta inviava quasi tutte le notti un suo ricognitore su Cagliari per disturbare il riposo della popolazione, e specialmente di chi lavorava per la guerra e per tenere d'occhio il porto. Sempre più frequentemente seguivano i bombardieri notturni. Erano notti di mortale trepidazione. Il cielo rigatto dalle pallottole traccianti, i tonfi delle bombe che si avvicinavano e poi si allontanavano dopo averci per quella volta scavalcati. Eravamo come nei versi di Ungaretti, cioè come foglie sugli alberi d'autunno, pronti a cadere. Alla fine del 1942 gli alleati sbarcano in Tunisia e Cagliari viene sorvolata per la prima volta dagli aerei americani. La storia ha voltato pagina. Fino ad allora le bombe cadute sulla città non erano state molte, i danni limitati, poche le vittime. Ma il 17 febbraio alle 14, 105 quadrimotori scortati da caccia pesanti disseminano migliaia di spezzoni, bombe di piccolo calibro destinate ad uccidere con una rosa di schegge d'acciaio, specialmente nella zona di Bonaria e dietro la chiesa di Sant'Anna. Si vuole creare il terrore. I morti furono 96, più 8 a Quartu. In piazza Santa Restituta restarono uccise molte persone che si accalcavano per entrare nel rifugio, tra queste il pittore cagliaritano Tarquinio Ossini. La tempesta si abbatté anche su Gonno Sfanariga, 83 vittime, tra questi moltissimi bambini che uscivano dall'asilo. Nel tragico 1943 le altre tappe del dolore furono il 26 e il 28 febbraio e il 13 maggio, ma non solo quelle. Il 26 febbraio le fortezze volanti che dovevano bombardare Palermo trovarono quella città nascosta dalle nubi e dirottarono sul bersaglio secondario, Cagliari. Giunsero nel pomeriggio, il tempo era bello. Sganciarono 204 bombe del tipo dirompente, colpirono la stazione affollata di gente, il municipio dal lato della via Crispi, il mercato, l'ospedale, il bastione di Saint-Rémy, la via Manno. 113 i morti riconosciuti, più una quantità di ceste ricolme di brandelli. I cagliaritani abbandonarono la città a piedi o arrampicati sui rari treni delle ferrovie secondarie. Vissero in quei primi giorni di poca elemosina e di frutti rubati. Le famiglie vennero disarticolate, le amicizie disperse. Per molti mesi non c'erano telefoni né mezzi di linea, né veicoli privati, non funzionava la posta, non seppero più nulla della sorte dei loro cari. Sulla città sconvolta calò un silenzio di morte, i passi delle ronde sui vetri infranti, il lamento di chi aveva perduto tutto, i colpi di piccone dei soccorritori e i crolli improvvisi. 46 bombardieri e 40 caccia tornarono 2 giorni dopo e lanciarono 538 bombe di grosso calibro, in tutto 123 tonnellate d'esplosivo. Le vittime furono 410, ma si calcolò che tra il 26 e il 28 febbraio erano stati anche raccolti brandelli per circa 150 persone. Tornarono ancora e furono particolarmente duri il 31 marzo, il mese di aprile e il 13 maggio, quando altre 400 fortezze volanti e 200 caccia sganciarono 450 tonnellate d'esplosivo. Le bombe furono 1387. In molti dei superstiti è rimasto il desiderio di vedere in volto gli autori di questa strage. Eccone una parte in fotografie dell'epoca. Nessun viso da assassino, ma quello di ragazzi qualsiasi, trasformati in macchine terribili dall'assurda logica della guerra. Perché Cagliari? Perché sconvolgere macerie già rivoltate ancora una volta? Probabilmente perché si voleva rafforzare la convinzione dei comandi italiani e tedeschi che lo sbarco alleato sarebbe venuto in Sardegna e non in Sicilia. Una sezione del servizio segreto britannico concepì a questo scopo l'operazione Carne Trita. Disseppellirono il cadavere di un uomo morto di polmonite e lo vestirono con la divisa di ufficiale dei fucilieri di Sua Maestà britannica.
gli crearono l'identità fasulla del maggiore Wilson Martin e gli misero nelle tasche quanto può avere un militare che ha appena trascorso una licenza in Inghilterra e che con un aereo torna al suo comando in Africa. Tra portachiavi, lettere d'amore, un anello e biglietti di teatro ha anche 2 lettere, una diretta al generale Alexander, dove lo si informa degli inganni messi in atto per far credere ai tedeschi che lo sbarco avverrà in Sicilia, e l'altra destinata a Lord Mountbatten, che terminava con questa frase: vi prego di rimandarmi indietro il mio ufficiale, potrebbe portare con sé qualche sardina. Il cadavere, abbandonato da un sottomarino davanti a Huelva, in Spagna, fu esaminato dai tedeschi che caddero nel tranello. A guerra finita si saprà dagli archivi tedeschi che lo stesso Hitler si convinse che lo sbarco sarebbe avvenuto in Sardegna e che ordinò di trasferirvi truppe ed artiglierie per fronteggiare l'attacco. Come si sa, lo sbarco avvenne effettivamente in Sicilia e gli alleati trovarono generalmente una opposizione moderata. Gli allarmi in Sardegna continuarono il 24 maggio, il 25, il 26, il 27, il 29, quasi tutti i giorni di giugno, di luglio. Le incursioni interessarono anche Carbonia, Carloforte, Sassari, Olbia, Golfo Aranci, Alghero, Milis, Sant'Antioco, Decimo. I nostri pochi aerei da caccia fecero con aerei logorati e di caratteristiche inferiori tutto quanto potevano. Il tenente Ferruccio Serafini giunse a investire volontariamente col proprio caccia un velivolo nemico. Precipitò nei pressi di Capoterra, restando ucciso. Intanto i cagliaritani che non avevano potuto lasciare la città si erano rintanati nelle grotte. Una condizione infima di vita che continuava largamente ancora 10 anni dopo la fine della guerra. Questi sono i ricoveri di quel tempo. L'ultimo allarme sorprese i cagliaritani il 29 dicembre 1943 per un aereo che passò altissimo. Ma ormai il peggio era passato, erano arrivati gli americani. Si tornava a mangiare, a vestirsi, ad assaporare un vero caffè, a fumare una vera sigaretta dopo tante foglie di vite o di fico articolate, a tenere la luce accesa e le finestre spalancate. La appena nata Radio Sardegna, in quegli anni, con trasmissioni tipo Chi l'ha visto, consentì alla gente dispersa di ritrovarsi, di riabbracciarsi. Si tornava a vivere, insomma. Cagliari aveva avuto lungo 1298 giorni di guerra circa 800 incursioni ed allarmi e 857 morti accertati, più altri non riconosciuti, forse 1000 vittime. Circa 10.000 bombe di ogni calibro avevano distrutto o reso inagibili il 72% dei suoi edifici. Si calcola che la città fu rivoltata da almeno 2000 tonnellate di esplosivo. Si diceva allora che per ricostruirla non sarebbe bastato un secolo. Invece Cagliari trovò in sé insospettate energie e in pochi anni seppe rifiorire.